Buonasera a tutti. Mi fa piacere che sei venuto su Medas a ascoltare questa presentazione di questo libro, Il sardo, una lingua normale, scritto da questo amico Beppe Corongio dell'Acqua, mi pare così. Questa riunione che si offende questo merì è una cosa molto importante per l'Islanda, perché noi abbiamo ancora fatto, questa amministrazione, cosa mia, noi abbiamo mai fatto, sapete, su 21 di Friascio, di sue manifestazioni per questionare la lingua sadra. Occanno, oggi che è 21, se ho fatto una cosa molto importante, poi toi, secondo su che hanno su UNESCO e poi sono, stati internazionali della lingua nostra, in questo senso che ognuno di noi ha una lingua cosa sua, che è la lingua che ha imparato quando è nasce. E sarà questa giornata internazionale della lingua madre, oggi proprio noi questa cosa, che noi viviamo in un mondo di noi, ognuno di noi ha una lingua differente dall'altro. Poi ognuno di noi ha imparato una lingua che è differente da quella che ha imparato in altri luoghi. E oggi noi, la che si è raccontato di questa cosa importante, che su UNESCO e sono antinau che tocca da si raccontare, e si è raccontato su questo di questo libro di Beppe Corongio, che oggi fai comprendi che questa lingua è una cosa che noi scegliamo, è un diritto di tutti. Tutti abbiamo diritto a questionare questa lingua che si praghi, poi è la legge di un'area, una lei europea, una lei italiana, un'area provincia, una lei sadra, e saluto a suo compagno Strapadore Zucca che ha visto questa cosa della legge 26 che in Sardegna è stata una cosa importante, perché per la prima volta ha cominciato a già dinare, senza suinare non si fa in nulla, a già dinare che va in modo che nei video, nei scomuni, nei scuole, a chi olia imparai a questionare questa lingua, a fare cose nella scuola, questa lingua sadra, dopo si va e vince tenendo finanziamento. E questa cosa che stiamo non è che si per una cosa di pago conto. Quindi noi siamo cresciuti in Sardegna e nessuno di noi si è mai meravigliato vedendo cartelli accanto di una Grecia, accanto di un Racchi o accanto di un'altra cosa importante che noi abbiamo scritto lavori per restauro della chiesa oppure lavori per restauro di un Uracchi. Si va a dire una cosa normale, cioè è normale, hai spendi dinari, proponi meglio su pedras e cresias, e invece se mi da volta che tanta gente che narra, ma come ti mai una regione come questa regione Sadra deve di spendere dinari con la lingua? No, ecco, si spende dinari con la lingua, poi fai te rotto, proponi in condizioni i spipiù cosa nostra, di imparare su Sadra che non riuscite ancora a questionare, oppure di fare in modo che a chi tu questiona di possa questionare senza di sentire precongiare. È una cosa molto più importante di assentare una Grecia antica o di assentare un Racchi. Quindi questa lingua è una cosa molto più importante. Poi con questa lingua uno ha la possibilità di nascere chi è. E sarà una cosa che devo più che noi, che gente media che mi scuola, tribale da me scuola. Per tanto tempo, sono di questa età, se nasco su 50, e sappiamo cose che pantinavo a Ima e a Pietro Ru, che è compagno di scuola cosa mia, sappiamo cose che santinavo quando sono entrato nella scuola, da oggi voi dovete parlare in italiano. Che voi commette un frestino con noi, voi commette sinai, di oggi ho usato sicitesi. Quindi, se leva cosa mia, è entrata in prima elementari e di italiano non decidiamo manco a riga. E dunque, a picciocco, a uomini come te Ima, non si vive questa esperienza. Se sono entrato in scuola e santinavo, si deve il CT. Non so se si vorrà il CT, e in Sara cosa vorrà il CT, non è che si narranta per favore, come succede ai studenti di oggi. Santi già un ciaffo, santi già magari il ficchiere dei vei. Quindi tocca vorrà il CT, e di questa questione scelti quando io sto imparando l'italiano. Poi l'italiano che sto imparando nostro, non è proprio su questi
su chi si ripete, a moncai a noi certe cose che si nariano tra compagnetti su giochenti. E quindi se io cresco su questa idea, su satro, dopo che sto con compagni cosa tua, dopo che sto con mamma tua e babbo tua, che sto con la famiglia, ma quando sei in un luogo importante, devi che sto italiano. Questo è sul luogo dove noi sei preso il nostro. Poi per fortuna noi certe cose furono cambianti, nessuno pensa pruso, la rauso, che si deve fare a Ici. Però questa è questa situazione. A chi pensa fortuna come prima di stare su satro, di stare su scetti, dove stiamo ancora con mamma mia, con fratelli miei, ma non dove stiamo andando in scuola, quando vado su presto, non dove stiamo comune. Poi, è una delle prime volte, se vediamo in quest'aula dei consigli comunali, di noi fatti riunioni, ogni che dice, è la prima volta che diamo noi che stiamo in sacro, in due riunioni pubbliche. Questo può dire che, di fatto, se io sono andato in alto, c'è questa idea. E sarà questa giornata della lingua madre, che io e noi arragodato, fendi questa riunione, di presentare questo libro, si sarebbe proprio voi gusto. Può ragionare su di queste cose. È una cosa che non è da zero un noi, poi me l'ha segnato che punti me noi. Deve essere convinto, questi studi in agosto, che un più che cresce in regime di bilinguismo, come ti segnalo l'italiano, devo dire un grande professore universitario, Renzo Titone, che narrata, un più che cresce ci rende due lingue, ma un mano che anda da innanzi si diviene più facile di imparare un'altra lingua e un'altra lingua ancora. Invece a noi sono stati sempre fatto comprendere che chi non si dubbiava di chi sta su satro, noi sappiamo imparare manco questo italiano. Quindi questa conca cosa nostra è fatta in due maniere differenti, di un picciochetto che invece si cresce imparando la lingua scelti. Questa possibilità di chiedere un nostro tocca da sfruttare. E se devo essere convinto che mi dice come te gusto che sei su noi passando in pari, che studenti di queste cose, anche a servire, non tanto per noi che sei su Narao, andando di siti, ma specialmente per figlio se ne vuole cosa nostra, come tenai, sul modo proprio di castiai e innanzi si pensano che dentro più possibilità di questo che ottengo il nostro. E poi devo lasciare su voi a Antonello Garau, chiesto vago in suo comune a distanza, da ringrazio voi gusto, vago su merito di queste cose, se volete dirigere questo sportello linguistico che noi pure teniamo la fortuna di tenere in 9 distanze, e è studiato e organizzato questo merito. Ti ringrazio Antonello per questo che sei e ti lascio su voi. Devo dare grazie a suo sindaco, Guido Dendas, torno grazie a senatori Condaghes, a Sautori, Sarragodo, per chi è interessato che noi ci teniamo su la libreria Mondadori, con sua amica Marina Casta, che è curiositatoso dei video e dei libri sul libro, tu vuoi dei comporai in noi, di Marina Casta, e grazie a vosaltro che in Dumerì messo festa, perché ristansi questa questione della Sartiglia si respira da già per i via del centro storico, sull'inno della festa, e tento la pazienza questo merito bene ai noi. Devo poi sterri, ne pure scettimo qualche minuto su, ponaiamo qualche cosa. Questo libro dei Saviri, e non signolo Vigani manco su Gracete, più scoperti vosaltro sattotto, è questo libro che uno delle cose, soprattutto di importo, che mi piace da noi, sarebbe può suonare su campanello, sa campanetta, a sa coscienza del nostro satrusu, del nostro fuedatoris satrusu, chi ne causa, come mette una rende su sindaco in questo anno, o una filiera lunga di questioni, me causa dell'assai a pedri, dell'assai spedri, sa lingua storico-identitaria cosa nostra, su satro, può imprassare in un varo
monolinguismo, ma io so po' di pseudo-monolinguismo, e creare da volonai un pseudo-monolinguismo italiano, poi impressare la lingua italiana scetti. Questo libro che si suona questa campanetta, poi che si aiuta a comprendere, a sumanco negli ultimi 3-4 secoli, che è stato sul rapporto tra questa lingua sadra e la lingua che, secondo le dominazioni, secondo il contatto su politico, su amministrativo, su culturale, su questa Sardegna attento, in questi anni, la lingua che su sadro ha connotto, e con questa lingua si veniva a pari. Su spagnolo e su catalano in antisi, cominciando a custisi del suo trattato di Londra, cominciando sul 1718-1720, la lingua italiana, e ancora poi si usa la lingua italiana. Ma come ti racconto io da su sindico d'Endasa, non su sadro, su italiano, o su russo, io ho imparato a pustisi della seconda guerra manna. Ed io ho imparato a su russo grazie a tre cose. Io ho imparato grazie a spraccitura del suo sistema di scuola in tutta Italia, e questa scuola ha fatto imparare agli italiani che non siano italofoni, ma ognuno questionava la lingua sua, ha fatto imparare l'italiano. Io ho imparato, cominciando dal 1956, grazie a questa televisione. La televisione, io ho festato anno su dei 60 anni su questa televisione, ma non si deve più scaresci che ha messo sulla nostra, a sembresse di su che succede, o sa radio, che sa prima radio, la rauso dedotto su Stato, fino a nascere in Sardegna, la televisione invece si è arrivata con più di 2 anni di stento, di attrassio, di ritardo. Essa televisione entrata in tutti i domus, cominciando dal suo 56, è entrata con questa lingua che noi non conosciamo. E è entrata a forza, e stetti a agradecer a me del suo popolo sardo, uno scappaietto da parlare fuori da domus a lui e alla televisione, e posso dire che forse si canti a questa scuola, non proprio a questa scuola, ma canti a questa scuola, a questa televisione, si è fatto un paese italiano. L'altra cosa è il miglioramento delle condizioni sociali, il miglioramento della mobilità sociale, il miglioramento della mobilità come a transitura in su spazio fisico, dei trasporti, che ha fatto a maniera che a chi aristanese, per esempio, o su russo si cogliata con una aristanesa, o un simaghese si cogliata con una simaghesa, e ho cominciato con si transiti con questioni di traballo, di migrazioni, a sattai su mari e andare in terra manna, ma finza con cogliasa intra de sadrus a totum, ma de bidas differenti, e la lingua anti-decidio de fuedà in famiglia e sadrus, in questa situazione, si italiano. Questa fu le tre cose che hanno fatto a maniera che noi, giustisi della seconda guerra manna, io sono imparato italiano, ed è una finza a noi, Augusto, non ci ha gatto nulla di spantoso e ne manco nulla di male. Io ho fatto crescere sul repertorio linguistico delle comunità di cosa nostra. Su fatto istala, e noi cominciamo i lavori, che certe politiche centralistiche, politiche statali centralistiche, certe maniere di pensare, pregiudizi antichi e pregiudizi moderni, che un certo sistema, una certa maniera di pensare, se c'è di questo in conca, non si usato, ha fatto in maniera che da capo dei anni 60, sul comienzo degli anni 70, di questa due lingue, noi si cominciava a questionare sempre di più su una, l'italiano,
e hanno questionato sempre più spago un'altra su satro. E se io sono arrivato a sudretto che in famiglia si vinse a capo dei anni 60, ne pesaiamo a figlio nostro, non in satro cieco, ma in satro puro, cominciando dai anni 70 in vita Sammera di Sardegna e mi pare di Podinai finché si esercitare dei Ristanzi, i famiglie santi cominciavano a pesare a figlio nostro in italiano scetti. E poi questo. Ma poi che i babbo e i mamma si abbidiano in questa maniera di pesare i figli come su di desiderare una marcia in prusso. E tu pesavo su italiano, narrante, capito, se muleri si può desiderare una marcia in prusso e poi aiutare a si formare una posizione. E tu pesavo su italiano, assumanco sei sicuro che andai meglio a scuola, e non attendo un profetto, ma in scuola. E stabiliti voi se italiano, come si non pensavo, babbo e mamma nostra, perché andavo a sapere in questa scala del suo repertorio linguistico, sono pruso dei babbo e mamma nostra, se mia famiglia nostra, se non pensavano in italiano, che fu già il 78 a mesturare con la lingua sacra, su vicinare dell'italiano regionali di Sardegna. Però si sparia da pruso si figli, pruso profettoso per noi, a si pensare italiano. E tu spesavo su italiano, non era che manco su aiutavo a cattare il traballo, tu aiutavo a conoscere il mondo. E su satro poi andai bene come la lingua da questionare in famiglia, lingua da questionare in vicino, con i amici, lingua da questionare con i vecchi, lingua o arremonai su tempo su passato, su traballo de Santigori. Iesti in Sarasa, chi penso con parzio, su l'immaginario collettivo del nostro satro, e ho cominciato a fare nascere a cappio su che anti non giumeda a sa lingua nostra. Sa cappio fu di che sa lingua sacra fu di sa lingua del suo tempo antico, sa lingua del sa poverezza, sa lingua del suo famini, sa lingua del suo brioco e del suo voci, sa lingua da quando si traballaia da sovi in sovi e si morria pure da traballo, senti che invece sa lingua italiana fia da ponoso e se tanti fatta passare con le politiche centralistiche e statali, come questa lingua della modernità, questa lingua può vivi su tempo su presenti e su tempo su venitori, questa lingua delle emancipazioni sociali e culturali tout court. Dunque, italiano, cosa antica, bella e io manda bene può dare come iaia mia. Si ollo castiaia innanzi, devo questionare in italiano. Mi sono sbagliato, è crano, no? Su usato questa lingua di Santigori. Questa è la stessa cosa. Ecco, sul libro di Peppe Corongio, aiuta da meda e non pago a li sciumbullare coscienze del nostro satro e a comprendere e tradotto e succede in isanno e poi il nostro satro e tutto se usa arrivato a pensare a queste cose. Questo libro che scrive di meda. Posso dire che è un libro di coerenza conforme a sugli autori ha sempre fatto questa vita sua e ha fatto possa lingua sacra. Peppe Corongio è uno che si è interessato ai problemi dell'identità culturale sulla nostra, in maniera particolare della lingua, già da quando via per ciò che è dubitio. Ha raccolto scetti intra una surra di pubblicazioni che lei mi piace da raccontare 13 libri belli su chi ha scritto in lingua sacra, governare con sa lingua, pro una lingua ufficiale e una lingua comune con 1000 linguaggi.
esti direttori del suo servizio Lingua e Cultura Sarda della Regione e Pozzunai che è stato su babbu o uno dei babbu manno su dei spiani su regionalisi triennalisi o s'applico des politica linguistica della lei 26 in Sardegna e è grazie ai gustus ultimi due piani regionali, l'ultimo scadia da quando passiamo, dopo che ne fa un altro po' 3 anni, questa politica linguistica in questi ultimi 6-7 anni in Sardegna ha cominciato a donare attento finza ad un finanziamento, su come tenerà su sindaco, o in questioni della lingua sarda. In carreva Sameda, s'arragodo intervento su chi sa regione ha finanziato mesi scolas, grazie a un invento di Verbi Corongiu, che ha fatto noi un articoletto, un gomma in due lei, 3 rigas, e poi su satro e pozzi un trae come in veicolari dell'insegnamento messa a scuola. Posso ricordare tutto questo intervento sul sistema dei mezzi di comunicazione. Posso ricordare questa questione del sportello linguistico, questa questione della pubblicità istituzionali, una surra di faias aggiunto ai giornali, alle televisioni, alle radio, una surra di faias che punnaianta e punnanta tutto su a una cosa. Su di fai vestiti la lingua nostra, della ghettizzazione, della dialettizzazione che ha conosciuto, e su da fai parli una lingua normale, come tenara sul titolo del suo libro. Su fai in maniera che non si usa tutto, chi può morire di gudas politicas, se usa arrivato a questo punto di pregunciare, di questionare il sacro in certo luogo, e finza soia la vai questo atteggiamento, questo sentito, mega del nostro studenti, ecco, su de fai in maniera che non si è tutto usato da cabeza con questo sentito di stigma negativo, di preguncia che si viga da questionare su satro, e tu fai parli una lingua normale. Sul libro è coerente con tutto questo impegno degli autori, è coerente con Savunna di fare in maniera che il satro si indidorrita poi merisi della lingua in solo. Questo un libro mi accosto a cabata di questo intervento mio. In noi si presenta con corredo finza documentario e scientifico una verità scientifica, ma offendi una poliga di cose del luogo comune su chi non si usato se non ti pensavo queste cose, gli autori si domandano ma è vero o non è vero? Molte cose che hanno un fondamento scientifico o no? Una di queste è stessa questione della separazione della lingua nostra. Noi siamo pensati con questa scuola che aveva si narrata al guardo di lui, come ti narrai su sindaco, che questione sensata. Ma se ho pensato con questa scuola che si narra pure del suo resto su usato il testo, non è una lingua, è un dialetto, è un dialetto prazio unduso. Questa cosa di prazzitura undusa è una cosa che arriva dai largo alla vai, arriva dal suo tempo su spagnolo, questo autore che ormai si da raccontai, di ha tornato a pigliare in mano un naturalista del suo 1700, su Francisco Cetti, che ha nato di varia da parri su che su sadro fu prazio unduso. Su sadro del suo cavesuso e su sadro del suo cavegioso. In su 1800 su questa cosa tanto tornato a pigliare, grande su studioso su commenti su canonico Giovanni Spau, che ha teorizzato la prazzitura in locutoreso e capitaneso della lingua nostra. E se sono arrivato, se si attende in media, finza a subabbo della linguistica sarda moderna, Max Leopold Wagner, che su 1900 sono certificati a maniera ufficiale la prazzitura all'uso del suo sadro. E non si è fatto, non si è pensato su questa questione conca. Su sadro, non basta che sia prazio su nostro sadro, su sa lingua nostra pure prazzita all'uso. E c'è una surra di teorizzatori ancora o in di questa prazzitura. Ebbene sì,
Corongiu arremonendo studios científicos. Uno de gustos esti su studio del professor Michele Contini, Michel Contini, che ha traballato 40 anni sull'Istituto di Fonetica Strumentali di Grenoble in Francia. Poi arrivai ai disi de Oia, Ciccas e studios del professor Roberto Bolognesi, che ha traballato sull'Università di Amsterdam, che ha mostrato con tanti di accompagnamento e di studio scientifico che questa procedura è un cimproni. È una cosa sena del fondorio scientifico per uno che sarebbe di scetti a si fare considerare questa lingua nostra non una lingua che muta da un luogo all'altro, come è normale che sia, ma una filiera di dialetti. E due finze a gente che si sigue da trifiri oggi a scrivi e a nai e a teorizzai che non si usato non si comprendeva a pari. Su sindaco di Aristein, se è Savarusesu, c'è finze su sindaco Savarussa in sala, adesso su Savarusesu non lo conosco, adesso dovrei questionare su un altro usato, ma non questionare sulla Conesu dei autori, è un'altra repubblica, c'è questo amico Corraine che aveva su Sesu, in sala. C'è questa amica Maria Antonietta Piga, nugoresa, teneva bisogno di si interpreti, così comprende a pari. Questo si grafau in conca e questo santi fatto a comprendi. Sarasa è un libro di verità in noi, movendo di questo studio internazionali, s'autori narra la vaiga sa lingua sadra, è una scelta. Mutala con forma sa variabilità di geografico, di atopica, di un luogo all'altro, come diventi tutte le lingue storiche naturali del suo mondo. È un libro de ispera, mi piace da noi. Sa spera degli autori Corongiu e Bolonai sa spera cosa nostra, la vai che si usa in medas questo merito, io non credo che sia venuto in medas o ascoltai con tutto il rispetto a Peppe Corongiu o a suo sindaco Dendas o a me. Io sono sicuro che se venuto in medas che tenesse a coro sa sorte della lingua nostra. Sa questione che questa lingua nostra è in mano nostra, sa sorte della lingua nostra, no? Che la nostra decide quando lo fai, se lo salvai o se nunca sa se un noso, sa generazione di poter declarare sa morti. Sara sa spera i testi, sa spera è cosa che non si usato su, parisi e imparias italiano, che noi non si usa anacronisticus e antistoricus in questa maniera de naiga, se ne depeu su scapulli della lingua italiana, la lingua del suo Stato italiano, non è cosa nostra, no, io mi considero sardo, se italiano, se europeo, se cittadino del suo mondo. Ma si spera che non si usato su piccoli coscienza del danno umano che santi fatto in tutto questo anno e che finse se babbo e mamma nostra santi fatta no ma in fidi buona, non posizione mavi, si scabulleasa di questo sentito di preguncia che si viga da quando noi a tutti se in un locale pubblico, in una riunione ufficiale come te gusta, in un consiglio comunale, che andavo a Simpis, a Sasle, e portavo avanti un interlocutore che è stato come te nostro, come te nostro, e beh si questionava su italiano. Ecco, si spera che noi vorremmo applicare coscienza della lingua nostra e pigliando coscienza del suo fatto puro, che come te raccontai io su sindaco, i studi di linguistica acquisizionale, di neurolinguistica, di psicolinguistica, dei ultimi 30-40 anni hanno mostrato a maniera che oramai non fai più da forriare fondi su che il bilinguismo non è vero su cannocidi che fa danno, ma il bilinguismo è profettoso e spodia da proschetto mensalmente su rovedo dei spipius un profetto umano a livello psicocognitivo e finza a livello didattico. Teneus già isprofasa de pipius e pipias pesaus ad ideoi in famiglie in ogni 200 pesaus in sadro e italiano e tenti 10 in tutto in materia a me spagellas. Dunque se su bilinguismo non è un danno ma è un profetto. Si spera del autore, si spera credo di ognuno di noi è custa. Io
Non mi stento, non mi la redio de brusu, lassu su veda s'autori, ma s'autori, io sappiamo, tenevo su precedente, tengo questo merico un noso, sa collega Sara Firinu, che sa aiutai a espremio, perché detto, a s'autori corongio, di fare bessiri su voitta di questo libro, hanno di fare bessiri su voitta di certa denunzia fortis che due punti sul libro, che anche la domanda se devo fare non so pure, a posti si deve intendere s'autori a perreo sul dibattito e chi ne soli che sia da poi di interventi può fare nascere preguntas, domandas, può espressare dudas, quale sia cosa. Sara Firinu. Grazie Antonio, salute a tutti. Perché è strantaccio mi fu, poi venne 9 si sezze, non sei obbligato a votare anche questo merito. A costa in 9 e si sezze is. Dottor Corongio, innanzi di incominciare a fare sull'Irbu, prima è una curiosità. Vostè è stato definito uno dei suoi primos, anzi forse il suo primo, militante del suo movimento linguistico Posallimba Sarda. Da prima Antonello Bu ha descritto un mondo nell'Irbu di sardo, e scrive sempre in sardo. E poi si è stato arrivato a scrivere quest'ultimo Irbu in italiano. Si può narrare qui? Ti rispondo luego, però prima di rispondere voglio salutare a tutti in sala, i relatori, ce ne venivo a ascoltare questa presentazione, ringraziando che non mai si lasciavo a solo manco questa orta, ma voglio dare grazie a suo Mareomo, a suo sindaco, a suo comune di Oristano che ha ospitato, Antonello che ha fatto un po' di componitore, di tutto questo organizzatore di tutta questa cosa, e ovviamente Sara, Maria De Rogo, Gianfranca, Diego Corrani e Francesco Zanna che voi hanno fatto testimonias, da risapuperire un vago di fare testimonias di questo libro, di questo autore, di questo giornale, insomma, questo argomento di questa lingua, e dunque grazie a me, grazie a Aristanis e a tutto questo che ci punti più sei noi. Per rispondere a questa domanda, credendo una cosa, intanto si che non sei il primo militante e manco su importanti, questa storia del suo movimento linguistico commenta un vago a Chicago da comporre pensa sul libro, è una storia antica, parte degli anni 70 del suo secolo passato, però insomma poi è uno sviluppo in questa storia, ci è mano mera, e dunque insomma non sei il suo primo, mi pare di essere, anzi sono dei ultimi che ha piccato un vago su testimonio del suo passato e poi ha cercato di domandare innanzi. Forse ecco, appunto questa fortuna, questa sorte, o forse questa volontà di puro, perché a volte questa idea sul pensamento delle persone si riesce a volte a entrare in questa realtà di puro. Di poter fare non fetti come militanti e come cittadino libero, ma finché di poter entrare in questa istituzione, se già hai una mano di aiuto, in questo campo, specializzandomi in questo campo, ci vuole un campo un poco inesplorato in Sardegna, quindi in questa vita mia appunto sì, non anche due basta. Questa vita mia appunto questa fortuna di vincere un concorso come dirigente di questa pubblica amministrazione, il concorso ci ho fatto in sardo tra l'altro, questo concorso di dirigente sul 2001, e tanto non fu in me sanarà dirigente, se funzionario su concorso grado, che passo su devo fare questo treballo, e dunque se poi questa vita mi ci ha portato poi a questa regione a fare questo incarico, prima come consulente, adesso presidente Renato Soro, poi come dirigente in assessorato della pubblica istruzione, ultimamente in questi ultimi 5 anni sono aggiunta a cappellacci pure, e dunque abbiamo fatto 8 anni su di treballo forte, a pizzo 8 anni su a me mi fanno parte su 80, dopo una stabilità di vita la porta è meda trumentoso,
a fare questo treballo, perché vari case streballando in vestita, con qualcuno ci tira questa giacchetta e contravventuro. Però insomma ho cercato di fare questo treballo, per fortuna sta accanto di accabare pure, perché in un mese di maggio scadi di una resa questo comando già potente per fare questo treballo e dunque siamo per poter pausare, devo pure. Ecco, dopo, però per non stransire sapere conto, poi arrivare a Sacapia, dopo scritto in italiano e tappannare di Sara che sono frio volo scrivendo in italiano, perché esatto libro sono proso per introdotto in sardo, uno già procurato dopo scritto bilingue, anzi trilingue, che avevo in inglese puro, però il libro più importante lo avevo scritto sempre in sardo, perché mi va questa cosa più naturale, più normale, no? Occupandosi di questa lingua. Però mi interessava in questa occasione, con questo libro, a far entrare questo ragionamento, questo resumo, questa sintesi che ho fatto di tutte queste cose che poi sul movimento linguistico ad elaborato in questo anni, non è che è tutto farra adesso sacco di Corongiù adesso che ha fatto questo resumo, ha fatto questa sintesi, ha cercato un po' di adattare i punti del riferimento, che l'incuno andava a entrare un saome ad allicchire sul logo e ha posto tutte queste cose, poi un po' tre un lago questo logo, e a proposito di tutte queste cose, una hai fatto a Satra e a Ponao. Io mi sparto che in Sardegna questa questione della questa lingua si affirma parecchio a regione, ma saprusi poi ci 2 anni a intervistare gente, a questionare con gente e fonti tutto su di accordi, come De Vago e finì una campagna elettorale e poi una trasmissione a videolina di questo ultimo dei candidati, ci poi ha vinto Pigliaro le elezioni. Tutti i candidati possono arrivare tutti su di accordi per fare questa politica linguistica e per fare questa politica della lingua sarda. La combinazione fu in bida, dove fu babbo e mamma, ci fu insomma 2 personaggi del suo popolo, non tenendo tutta questa diplomazia, ci voleva stare nel noso, e babbo si indivisivo. Ma ci fu tutti su di accordi, ma questo non si fa mai nuda. No, babbo, non è che non si fa mai nuda, si fa il pago, è difficile. Ecco. In questa frase uno pago una reuso spontanea, nei casi, lui però vince su un'abilità ed è una difficoltà a fare questa politica, finché quando questa politica di accordo, finché quando questa gente è in favore, e devo credo ci sia proprio posso dire Antonello, cioè per questa nevidi, per questa idea, se ci hanno trovato più festivo, questa lingua nostra, una neve dice a porta non fai comprendere bene le cose e fai da maniera che su sardo non sia una lingua normale come in altre, sia una lingua speciale, se non pago su destino c'è dentro questa autonomia nostra lavoro, no, cioè una lingua speciale, però poi a Salvini devi caire ponendo una stagio come in un museo tipo greco e latino, senza comprare, senza da questionare, senza da scrivere, vietata ai femmine, vietata ai spippius, vietata in logos pubblicos, istituzionali, antica, arcaica, dunque non è moderna, non tenete una terminologia, questo ci si occupa dell'imbasarda davanti ai suinari, insomma tutto questo su pregiudizio del logos comune, cioè Salvini bloccano poi che si sia da attività. E dopo scritto in italiano perché mi è interessata a far entrare questo ragionamento in questa elite, in questo gruppo ristretto, cioè Salvini decide del suo destino dei lingua. Sapete voi, questa questione della lingua, io penso, non sia pruso una questione del colonialismo iberico-italiano. Certo, sul colonialismo iberico-italiano hanno fatto questa parte sua, questa parte in soro, può bloccare questa lingua. Però o penso ci sia un problema di democrazia che non funziona, questo è un problema interno dei sardi. Mi è interessata con questo libro. Poi Satro era peschiatore in sardo, non è reso che sono manco bilingue,